Appuntamento di gusto con la 19ª Sagra del Formaggio a Santo Stefano Quisquina, una manifestazione in programma domenica prossima 28 maggio, volta alla promozione istituzionale dei prodotti agricoli e del patrimonio gastronomico del territorio montano. L'evento, ormai divenuto appuntamento immancabile, organizzato dal Comune guidato dal sindaco Francesco Cacciatore nel centro storico del paese, è uno dei più importanti eventi caseari dell'area, una rilevante vetrina per il turismo dei Monti Sicani. L'evento ospiterà produttori provenienti da tutta la Sicilia che presenteranno diversi tipi di formaggi e prodotti tipici, un vero e proprio trionfo di sapori e saperi artigianali. La vasta scelta di espositori e produttori sarà arricchita da un intenso programma di intrattenimento adatto a tutte le generazioni. La piazza del paese sarà trasformata in un laboratorio a cielo aperto per la realizzazione e interpretazione creativa delle ricette e dei dolci tipici della pasticceria siciliana con produttori locali e per la diffusione di diverse curiosità e metodi di preparazione. La giornata si aprirà con un raduno di mountain bike alle 8:30. Presenti anche due eccellenze del patrimonio dolciario siciliano, Salvatore Cappello la mattina alle 11:30 e Vincenzo Albanese nel pomeriggio alle 18. Questi chef d'eccezione delizieranno i visitatori con pietanze creative e degustazioni e i bambini potranno imparare moltissimo sul latte e derivati con laboratori e attività ludico-didattiche pensate per l'occasione. Sarà una bellissima giornata dedicata naturalmente alle specialità lattiero-casearie, ma non solo. Sarà un momento anche di promozione del territorio nel percorso individuato dall'amministrazione comunale. Già quest'anno con il calendario unico degli eventi abbiamo programmato tante iniziative che riguardano appunto la valorizzazione dei nostri prodotti leader del settore con degustazioni di latticini, di prodotti lattiero-caseari, dei nostri formaggi, della nostra crema di ricotta. Il percorso individuato è stata la presenza a Bergamo e a Milano alla Fiera Fa la Cosa Giusta e ora con questa 19ª Sagra del Formaggio si chiude il cerchio. Sarà una giornata dove avremo la partecipazione di tutte le attività produttive della nostra comunità, naturalmente il tutto edulcorato con momenti anche musicali e di degustazioni e di presenza di chef e di maestri pasticceri. La mattina avremo la presenza del maestro pasticcere Salvatore Cappello che ci delizierà con la presentazione di alcuni piatti a base di mousse di ricotta. Nel pomeriggio avremo poi alle 18 la chiusura della sagra con la presentazione e l'elaborazione del tipico ciardone presentato dal pastiere Vincenzo Albanese, tra l'altro campione italiano di pasticceria 2017.